qualcuno l'avrei buttata. Qui ci sarebbe da fare la conta. Beh, insomma. Mi stavo sedendo in prima fila, mi ha tolto la sedia e sono cascata per terra. Miriam, non ti offendere, ti prego. Butterei giù dalla Torre Pomela. Prepotente, caciarona, determinata. Oh, ti faccio una faccia così se non te levi. Volevo semplicemente dire una cosa, che avevo pensato di vendicarmi tantissimo di una ragazza che lavora qui con noi, non posso fare nomi. Poi invece ho deciso di optare per l'indifferenza più assoluta, che penso invece che sia l'arma migliore. Ma perché che cosa ti ha fatto questa ragazza? Mi aveva fatto un torto molto grave. Che tipo di Dopodiché torto? sono... non lo posso dire. Scusa, No, non posso. scusami Alessandra, permettimi, Tu inizi un discorso. No, non lo posso lasci dire. sul vago, non fai nomi, Non lo posso fai dire perché è cognomi, una non persona dici che lavora fatti. qui. Se fosse una persona all'esterno lo potrei dire tranquillamente. Vabbè, però qualcosa devi dire, se no non parlavi È proprio. un torto, va bene, che faceva molto la mia amica, faceva dei discorsi sulla morale, su determinate cose di precisione nei confronti della gente, e poi invece si è dimostrata la persona più amorale di questo mondo. Perché? E allora, è perché invece faceva tutto il contrario di quello che diceva, se non peggio. C'è qualcuno di voi che si riconosce in questa, chiamiamola, descrizione, Sicuramente la allusione? persona ha capito. Non Ma c'è c'è, è problema. presente in Sì, questo sì, momento? presente. Chi sarà? E adesso giura. Adesso giura. Cercavano sempre di mettermi contro Ambra e è stato molto brutto, insomma, perché ci hanno anche messo un po' in difficoltà l'una con l'altra. Non lo so se era lei a volere che insomma si evidenziasse questa rivalità. Io non ne ho mai parlato, uno perché non ce l'ho veramente mai avuta, una sorta di... anche perché facevamo veramente due cose diverse. Lei era una presentatrice, io un'animatrice. Al Costanzo una volta io ero stata invitata per l'Uno contro tutti e il Costanzo mi disse: guarda, non è voluta venire nessuna a parlare e a metterti in difficoltà, perché poi quella era la cosa dell'Uno contro tutti, ce n'è solo una che alla fine ha accettato. Io mi sono detta: vuoi scommettere, Pamela? E infatti c'era lei in prima fila. Non ci siamo capite, quando io facevo le coreografie io l'ho chiamata dal palco, lei ha capito che come se gli dessi un ordine. E mi aveva fatto segno col dito così di scendere in sala prove. È chiaro che già uno insomma fa un segno col dito, è difficile, che siamo tante, no? Che uno riesca a capire, ma io ero veloce, quindi avevo capito. Solo che non mi piaceva l'idea che ci fosse questa cosa, perché insomma io chiamavo anche solo per nome le persone. No, dimmi. Non ho mai fatto vendette, non lo so, tu per tu. Ma come scusa, non a tuo per tu, ma tu l'altro giorno in televisione hai detto proprio delle cose che mi sembravano abbastanza Sì, perché le forti, pensavo. no? Allora, in quel momento ti stavi vendicando comunque. Ma se si può chiamare vendetta. Io la chiamerei proprio una Va vendetta. bene, sì. Sarebbe piaciuto più farlo di persona comunque. Beh, credo che il messaggio sia arrivato in ogni caso, Sì, e anche molto spero. intensamente. Non era assolutamente vero questa armonia che c'era. Il primo giorno che sono arrivata mi stavo sedendo in prima fila, mi hanno tolto la sedia e sono cascata per terra e mi hanno detto: già in prima fila il primo giorno? E che ne sapevo io? Poi Gianni mi ha messo a fare i giochi, allora tutti a prendermi la sedia, tutti perché volevano stare dietro, che nell'inquadratura così sbucavano anche loro. Feste, ero la reginetta, tutti che mi volevano bene. Però se ti potevano ammazzare ti ammazzavano. Mi ricordo tante cose belle e anche cose un po' bruttine, sai, le spinte quando ballavi, che passava la telecamera che ti inquadrava per non farti inquadrare, un po' c'era anche un po' di invidia perché quella ragazza magari cantava una canzone in più di te, ero l'unica che ballava scalza, tant'è vero che una volta trovai uno spillone per terra, ma non so se ce l'avevano messo, se era caduto lì così per caso.
unica in Europa, unica, lo vedete subito, è scalza, canta e balla scalza Maria Teresa, guarda sono pochissimi che lo fanno, anche perché abbiamo disseminato, cara, il pavimento con puntine da disegno, quindi a volte mi difficile, canta così, e allora vediamo un po' Maria Teresa, cosa canta e cosa balla scalza, cosa canta e cosa balla linda, bella, linda. Nella televisione ci sono dei meccanismi strani, anche questo non sapevo. Piace molto la cosa che due si odiano. Secondo me lei non mi poteva vedere. Se riuscissi a entrare in contatto con lei e riuscissi ad avere un feeling giusto con lei, sì. Tra Antonella e Yvonne effettivamente non c'era un grande feeling, ecco, questo è vero, io mi ricordo. No, non ce l'ho, non ce l'ho. Ma perché lì guardate, la lì. Scusate signore e signori, abbiamo cominciato in un modo un po' intimo. Ogni tanto quando io andavo in onda e parlavo, per esempio, buongiorno, adesso giochiamo insieme, dietro sentivo la qualsiasi. Chi era che mi faceva il solletico? L'ho beccata! Dicevano delle cose che erano esileranti. Oh, è bella! Oh, ti faccio una faccia così se non te levi! Come ti amo, mi viene da piangere. In tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Fuori va. Ultimamente io e Cristina Quaranta ci siamo incontrate per dei lavori e ci fu un episodio appena entrai nella Rai molto particolare che Cristina si è ricordata anche lei, che diciamo c'era questa mensa, un po' una mensa semplicissima dove andavamo a mangiare dopo le prove e Cristina Quaranta non lo so, presa da un raptus, non so se di gelosia, ma adesso siamo amiche, probabilmente non lo so, comunque mi sono messa tranquilla con il mio vassoio vicino alle altre ragazze e lei mi disse: tu vai via da qua. Mi misi a piangere tutto il pomeriggio. Ci sono persone che erano assolutamente irrequiete di natura, assolutamente incuranti di ogni forma di regola e di rispetto, un nome per tutti la 40, indipendentemente, ma per carità, con tutto il rispetto e l'affetto, se la incontrassi ora l'abbraccerei e la bacerei come fosse all'epoca. L'ho conosciuta che mi ha pestato un piede perché era troppo impegnata a salutare le amiche, era il ritorno dalle vacanze, doveva assolutamente giocare i suoi 5 minuti così da jolly. Ma con Cristina è diverso, perché con Cristina io non è che l'avevo giudicata male e poi ho detto l'ho giudicata bene, io con Cristina non ho avuto modo di giudicarla, perché lei è talmente espansiva, talmente irruenta, talmente maleducata a volte, talmente ignorante nel vero senso della parola, nel dire certe cose, che ti spiazzava, non avevi neanche il motivo di replicare. E quindi io rimanevo così. Quando io poi ho capito che a rimanere così facevo il gioco suo e che in realtà lei aveva bisogno di comunque qualcuna che la spronasse e gli rispondesse a tono, e a me, certo non me lo devi dire 2 volte, quando poi ho iniziato a interagire, a rispondergli anch'io, pian pianino abbiamo iniziato a conoscerci, ti ho detto, fino ad arrivare alla fine del mese dove insomma sono stata a casa sua anche a dormire, per cui non è che l'avevo giudicata male, non avevo proprio potuto giudicarla, perché comunque non mi dava il tempo. Io mi ricordo che una volta litigai tantissimo con Cristina Quaranta, perché lei si spruzzava la lacca e nel camerino questa lacca andava a finire negli occhi, nelle cose potete immaginare, no? Poi con Cristina come andò a finire, poi invece insomma ci siamo riappacificate tutto. Tra le tre.
Ecco, chi mi ricordo, con cui insomma un pochino avevo legato, che era molto giovane, adesso fa le televendite di notte, guarda che ti vedo, Veronica Canizzaro. Lei è sempre molto dolce, molto carina, molto disponibile e probabilmente non aveva gelosia, non aveva problemi, sicuramente. E siamo diventate un pochino amiche. Poi abitava vicino a casa mia, lì in Furio Camillo, quindi ci vedevamo ogni tanto. Poi ce n'è un'altra che però poi è stata molto cattivella con me, non mi va di nominarlo. Hanno ucciso il nuovo ragno, non si sa neanche perché. Avrà fatto qualche trago a qualche industria di caffè. E oltretutto mi ricordo benissimo il mio primo incontro con Boncompagni, che non sapevo neanche chi fosse. Me lo presentò la coreografa Marina Cinti. Marina Cinti, ecco, lei è stata una persona, a me tuttora è molto cara, una persona straordinaria. Ecco, se vi posso ricordare qualcuno di Non alla Rai, Marina Cinti. È vero. Una persona vera, proprio Poi vera. venne sostituita da un'altra coreografa più... Te ce l'hai con Pamela, mi devi spiegare questa cosa. A me, no, è sempre stata a cuore Pamela, però lei è molto arrabbiata perché dice che lei non ha fatto carriera, un po' dicendo anche tu l'hai fatta perché non era bella. Lei dice io non ho fatto carriera. Devo dire che ha delle doti canore, balla molto bene, però probabilmente, voglio dire, allora dice questa cosa, lei dice non ho fatto carriera perché non sono bella, non sono... Dico, Barbara Streisand non era bella. Barbara Streisand io mi domando le come impacciatori mai. Anche. Però io la trovo simpatica. Non è una giustificazione, una persona che dice così secondo me si spiega tutto. Punto. La più esibizionista tra le ragazze Non è la Rai, molto probabilmente, adesso mi dirà, praticamente mi manderà le macumbe, secondo me era Pamela, perché, insomma, a parte, anche se era un pochino la prima donna oltre Ambra, cercava comunque di prendere sempre la scena, stava sempre in mezzo. Butterei giù dalla torre Pamela perché, insomma, fra di noi non scorreva buon sangue, né da parte mia né da parte sua. Mi butterei pure io con Pamela, ma perché il bungee jumping è una cosa che adesso mi piace molto. Sicuramente non si può star simpatici a tutti, però ecco, voglio dire, una come me, come fa a non essere simpatica? Cioè, proprio c'hai qualcosa di che non te va, perché ci siamo visti. Le altre due colombelle erano un po' più combattive di me, no? Allora, una piaceva tantissimo il rosa, l'altra piaceva tantissimo il celeste, perché aveva gli occhi azzurri, Monia Rizzi. A Laura piaceva tantissimo il rosa confetto. Che succedeva? Siccome eravamo tre, i vestiti erano tre, e c'era un rosa, un celeste, un altro qualsiasi colore che poteva essere, non so, arancione, giallo, verde, che io sono colori che detesto completamente, dovevo prendermi uno di quei due, perché le due arrivavano mezz'ora prima nel camerino pur sapendo che l'appuntamento era dopo, mi lasciavano indietro e quindi una si era preso il rosa, una si era preso il celeste e a me rimaneva il verde pistacchio, l'arancione, il giallo, quindi diciamo che sui vestiti io non avevo proprio comunque né voce né scelta. Ma non so in realtà chi è che ha sgomitato un po' di più. Forse c'era chi era disposto a fare qualsiasi cosa per stare sullo schermo. Se questo non lo so, poi bisogna chiederlo più che altro alle mamme, perché insomma più che altro erano le mamme che sgomitavano, non tanto le ragazze, secondo me. Ha sgomitato in senso generale nel lavoro o sgomitava per le inquadrature lì? Perché se tu mi dici chi sgomitava di più per le inquadrature ti dico tutte, giuro. Nel lavoro forse ci vuole un po' più di una sgomitata per arrivare, quindi credo che insomma, che ne so, Miriana, Laura, Freddi, insomma, forse ci hanno avuto dei contatti giusti, hanno avuto B l'intelligenza di sapersi proporre, C il talento che sicuramente hanno visto in loro.
quella che ha sgomitato di più, ma le altre le hai fatte tutte queste domande? Quella che ha sgomitato di più Nicole Grimaud, sicuramente, era quella che più mi ricordo, che mamma mia, cioè, qualsiasi cosa doveva apparire lei. Facciamo una gara di chi era la più bella e doveva inserirsi anche lei. Dovevamo fare una sfilata, doveva sfilare prima lei, insomma lei non passava inosservata per quanto sgomitate.